Avvincente derby tra Rivignano e Teor. Alla fine la spunta la capolista per 2-1. Un match deciso anche dagli episodi, due in particolare, l'autogol in occasione del vantaggio dei padroni di casa e il rigore non visto dal direttore di gara a favore del Teor davanti a 350 testimoni a pochi minuti dal riposo. Si dice che la palla è rotonda e nulla è scontato. Al di là di tutto, il Rivignano impone la legge del più forte sul campo, dimostrando tutta la sua classe da vera corazzata, leader del girone A di promozione. Il Teor lotta fino alla fine, meritando l'onore delle armi, ma la differenza tra le due squadre è netta. Alla simpatica compagine giallorossa, ultima in classifica, l'ardua impresa di arrivare almeno ai play-out. Se gioca come ieri, tutto è possibile. Quello che conta alla fine, il derby è stata una vera festa, prima, durante e dopo, che ha saputo incarnare il vero spirito del calcio dilettanti. Da queste parti non è una novità. La parola ai protagonisti. Assessore D'Orlando, siamo quasi alla conclusione di questa partita nel primo tempo, siamo ancora nei primi 45 minuti, la gente ha risposto presente per questo primo derby di ritorno. Sì, benissimo, l'US Rivignano ha organizzato una bellissima festa oggi per la gara di ritorno tra Rivignano e Teor, abbiamo la capolista contro purtroppo il Falange di Coda Teor. In questo momento Rivignano sta vincendo, il Teor sta impegnando per raggiungere il pareggio, speriamo che sia comunque alla fine dei conti è una bellissima giornata di sport. Ecco, questo è quello che conta, perché voi avete fatto appositamente un comune unico dove la festa è la prima cosa. Sì, l'amministrazione comunale di Rivignano Teor è molto felice che abbiamo due squadre nella stessa categoria, cioè la promozione, no? E logicamente queste cose fanno bene anche per la comunità. L'assessore Bello, che è pro sindaco di Teor, presente. Buongiorno e buona partita a tutti, buon derby. Lei che di Rivignano ti fa Teor? Ho un cuore d'asino e un cuore di leone, come dicono in Sicilia. Sono divisa a metà fra le due squadre, perché da una parte appartengo alla comunità di Rivignano e dall'altra rappresento come prosindaco quella di Teor, per cui per me un pareggio sarebbe più che 8. Insomma, possiamo dire alla democristiana. Dai. Alla democristiana, è vero. Ci dice che il cuoco è quello che ha la situazione, il termometro in mano, no? Vedo che le bistecche volano. Tutto a posto. Tutto a posto, sì. Tutto a posto. La gente ha risposto, questa è la cosa importante, no? Il risultato conta fino a un certo punto, dice qualcuno. È il pubblico. Ecco, vi faccio vedere. Va bene. No? Bella azione. È stata questa seconda occasione da gol, Rivignano vicinissimo al raddoppio. Visto che robe. Bene. Dai che il tempo tiene. È meglio la partita o le bistecche? Oggi le bistecche vanno bene, né? Al momento tutto va bene. Benissimo. Allora abbiamo anche il presidente del Consiglio Provinciale di Udine presente a questo bel match, un momento sportivo, possiamo dire, presidente, la friulanità a 360 gradi. Certo, un momento sportivo importante in questa comunità, appunto un derby anche un po' atipico, no? Dopo la fusione tra le due realtà appunto di Rivignano e Teor, oggi dimostra anche il folto pubblico presente come non ci sia solo sport, lo sport non è solo agonismo, ma anche un ottimo momento di aggregazione. Lo abbiamo dimostrato anche prima dell'inizio della partita, abbiamo unito lo sport alla solidarietà, la nostra provincia ha offerto il pallone di calcio che è stato firmato dai capitani e da noi, e questo poi alla fine verrà messo all'asta e tutti i fondi saranno dati in beneficenza a un'associazione di Udine. Quindi anche sport, solidarietà e aggregazione, gli esempi di un Biel Friuli. Insomma il Furlan non mole mai, che Furlan non mole mai e mai come in questo periodo non l'ha di molà.
visto che sta succedendo. Anche il vicepresidente del Consiglio regionale Paride Carnielutti, presente quest'oggi a questa bellissima iniziativa sportiva, e non solo. Il calcio dilettanti, si dice, deve dare sempre il buon esempio ai grandi. Mi pare che lo spettacolo che vediamo qui oggi, il numero di persone, anche il clima che si è creato in campo, credo sia un esempio per anche squadre più grandi, titolate. Ho visto solo il secondo tempo purtroppo, devo dire che il secondo tempo è stato equilibrato. Il Théor quest'anno non riesce a far punti, ma mi pare che il Rivignano abbia tutto sommato meritato di vincere. Alla fine ha vinto la gente. Sicuramente, stavo dicendo appunto, lo spettacolo più bello è quello, cioè vedere tutta questa gente, quindi grandi appassionati, in questa zona del Friuli c'è una grande passione per il calcio. Sindaco Mattiusi, è appena terminata la partita, ha vinto il Rivignano 2-1, ma quello che conta è l'aspetto, diciamo così, extra pallonaro, nel senso che ancora una volta la vostra comunità ha risposto positivo. Sì, in effetti oggi è stata una bella partita sotto il profilo del gioco, del temperamento, dell'agonismo, al di là del risultato che poco importa a entrambe le squadre, in quanto uno gode di salute perché è prima in classifica e l'altra disgraziatamente ultima, ma comunque anche il punto magari che ci stava per il pareggio, che sarebbe stato più giusto, avrebbe modificato poco la sua situazione. Diciamo, mi permetta di sottolineare sul rigore, l'arbitro ha diretto davanti a 350 testimoni. Ci sono 350 testimoni che possono dire che il rigore c'era, che fosse sedato in quel momento lì avrebbe anche determinato un esito nel proseguo della partita differentemente, per cui il calcio è questo, anche accettiamo tutto e andiamo avanti. Volevo dire che comunque il calcio non è solo calcio, non è solo post partita, ma è anche solidarietà. In effetti all'inizio della partita abbiamo sottoscritto, firmato una palla che poi verrà messa, diciamo così, all'asta e il ricavato verrà destinato all'ospedale per l'acquisto di macchinari per i bisognosi. E questo è il lato veramente positivo del calcio, il calcio nostrano chiaramente. La cosa importante è che il calcio dilettanti torna a essere quello di una volta, una fucina non solo di talenti ma anche di idee per i grandi. Sicuramente sì, qui si respira la genuinità di una popolazione, di un paese, di una società che lavora per il bene della collettività. Ho visto il custode curare nei minimi particolare il campo prima della partita, tutti collaborano dal lunedì alla domenica per preparare la partita in maniera spassionata, sottraendo il proprio tempo, le proprie energie per qualche cosa di utile per la collettività. Allora, mentre nei chioschi si discute insomma della partita, quello che conta è che la porchetta è buona e da Champions League secondo me. Il cuoco taglia ma non risponde, come potete vedere. Il muto è carne. Guardate la tattica, altro che 4-4-2, 5-3-1, 3-6-1, 4-4-4 per chi chiama da fuori Udine. Questa è classe, non è acqua ragazzi. Guardate qua, lui non parla ma guardate qua che roba. Ecco la professionalità. Allora? Aspetta un momento, scusa. Diamo a Cesare quello che è di Cesare. Anche tu sei un po' stracco, sei stato lavorato, dietro, no? Sì, leggermente sfinito. Ecco, di sera avevo attaccato? Sì. A 5 di mattina avevo finito il mo'. Bravo. Di che i sintorni sono se lamentare? Ora, ma con quello il mouse. Il ristorante Al Morarat propone la settimana della ringa, da mercoledì 18 febbraio delle Ceneri a domenica 22. A pranzo e a cena si può mangiare anche di magro. Si inizia con il benvenuto della cucina alle sarde, a seguire i bigoli in salsa, arringa alle 3 maniere del Morarat, lo strudel della tradizione, 18 €, bevande escluse. Per prenotazioni potete contattare il ristorante Al Morarat allo 0432 7763 35.